benvenuti al Cineclub Arsenale per una speciale serata con una prima visione, un film indipendente, Gramsci 44. Vi presento subito gli ospiti di stasera, che sono il regista del film Emiliano Barbucci e lo sceneggiatore Emanuele Milasi. Con noi è anche il professor Michele Battini, a cui abbiamo chiesto, docente di storia della politica per l'Università di Pisa, a cui abbiamo chiesto un'introduzione più di carattere storico sulla figura di Gramsci e su quello che è il tema che il film tratta, che è la scuola dei confinati politici di Ustica. Lascio subito la parola al cast del film per un saluto, con loro poi ci rivedremo subito dopo la proiezione per l'incontro, per poi cedere la parola al professore. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Io sono Emiliano Barbucci, il regista del film. Ringrazio l'Arsenale per averci ospitati, per averci dato questa possibilità di proiettare il film e di incontrare voi. Ovviamente per parlare in maniera più approfondita e per parlare appunto del film, forse sicuramente è meglio che spenderemo qualche parola successivamente. Noi rimaniamo a vostra disposizione, siamo qui. Do la parola a Emanuele, lo scrittore e lo sceneggiatore del film. Grazie ancora, buona visione. Io non aggiungo nient'altro, in realtà aspettiamo di vederlo, quindi non vedo l'ora di parlare con voi, quindi godetevi il film, ne parliamo dopo. Naturalmente il film l'ho visto su indicazione degli autori, l'ho visto da un sito, quindi con una qualità ottima, e devo dire che si tratta di un film, come vedrete, a metà fra documentazione e finzione, di grande interesse anche per la soluzione mista del prodotto, cioè appunto per la combinazione dei due registi. Io ricordo soltanto che il film parla di 44 giorni, Gramsci 44, trascorsi da Antonio Gramsci dalla fine del 1926 al gennaio del 1927, da dicembre del 1926 al gennaio del 1927. Gramsci era stato da poco arrestato. Siamo in un periodo della storia italiana piuttosto complesso, perché dal 1925 l'Italia è a tutti gli effetti un regime dittatoriale, ogni spazio democratico è praticamente concluso. In realtà ancora nel 1925, e questo è importante per Gramsci e anche per il film, ancora esistono delle piccole libertà di movimento, anche se le leggi speciali che hanno trasformato appunto l'Italia da regime costituzionale liberale, anche dopo, sopravvissuta anche dopo la marcia su Roma, che è del 1922, si stanno esaurendo. Gramsci è il capo, come si definisce nella letteratura dell'epoca, del Partito Comunista, e lo è diventato dopo una lotta molto dura con uno dei personaggi che è il suo compagno di carcerazione. I compagni che vedrete attorno a Gramsci sono pochi, e soprattutto si tratta di Amadeo Bordiga, che è stato il vero fondatore del Partito Comunista, su una posizione estremamente intransigente, radicale, nel 1921, con la quale Gramsci si è schierato alla scissione del Partito Socialista del Lavoro, e poi contro la quale ha combattuto per una politica diversa. Di questa visione politica e della differenza tra le due figure c'è eco nel film, anche se è giustamente un'eco tratteggiata con pennellate leggere, senza ideologie pesanti. In realtà la situazione tra i due era di grande tensione, e questa non emerge da questo punto di vista nel confronto
per come esso è rappresentato nel film. Emerge invece la solidarietà umana e poi l'impegno comune in questo originalissimo progetto di una scuola per i confinati politici, aperta anche agli isolani, e le figure poi vedrete degli isolani sono molto importanti, in cui si cerca di combinare scienza, Amadeo Bordiga era un ingegnere, e sapere umanistico, ma soprattutto si cerca di rovesciare i ruoli e comunque di distribuire ruoli tra professori, insegnanti e allievi, docenti. Tutti possono diventare al momento giusto professori, tutti, anche il lavoratore manuale, ha qualcosa da insegnare agli altri. È come un microcosmo in un contesto in cui invece le relazioni, un microcosmo pacificato, in un contesto in cui invece le relazioni tra i due erano state tra Amadeo Bordiga e Gramsci profondamente conflittuali, almeno da 2 anni, dal 1924 in poi. Dal 1924 in poi Gramsci era diventato appunto il capo del partito comunista. Aveva imposto una visione estremamente originale che nel film ogni tanto emerge. Cioè aveva contrapposto all'idea dell'assalto rivoluzionario frontale, che in realtà quando il Partito Comunista era nato nel 1921 era un'opportunità già scomparsa, l'idea di una trasformazione diversa. E soprattutto aveva imposto la sua attenzione alla questione meridionale. Ustica è un isolotto, una piccolissima isola prossima alla Sicilia, il traghetto viene da Palermo e quindi il sud è l'alto riferimento contestuale. Cosa vuol dire sud? Cosa vuol dire questione meridionale? È il testo più importante che Gramsci ha scritto in questo stesso periodo. È una visione originale di come si possa rompere il modo in cui si è costruita l'Italia, cioè attraverso l'alleanza tra industriali del nord e agrari del sud, contrapponendo a questa alleanza un nuovo blocco tra operai dell'industria e contadini meridionali, cementato dalla funzione di quella che Gramsci chiama i possibili nuovi intellettuali organici a una democrazia rurale. Pensa a Guido Dorso, pensa anche a quello che era stata la figura di Gaetano Salvini. È uno spunto importante che però non si traduce in pratica, nel senso che il Partito Comunista non ha la possibilità di costruire questa nuova strategia. L'altro grande punto di riferimento non ha la possibilità e il tempo, siamo nell'emergenza. L'altro grande punto di riferimento che bisogna ricordare è il contesto internazionale e soprattutto il contesto della situazione del movimento comunista internazionale. Da una parte c'è stata la rivoluzione, ci sono state le rivoluzioni in Russia, quella di febbraio del 1917, e poi c'è stata la fase della costruzione del socialismo, il comunismo di guerra, una sorta di pianificazione militarizzata, seguita successivamente da una riapertura del Partito Comunista Sovietico a una possibile collaborazione con ceti medi, contadini, proprietari e a una reintroduzione di forme di mercato per evitare le conseguenze drastiche di una accelerata pianificazione economica. Però Lenin è morto nel 1924, proprio quando Gramsci ha conquistato questa nuova posizione dirigente, e in Unione Sovietica c'è uno scontro frontale tra all'interno del vecchio gruppo dirigente bolscevico. La figura emergente è Stalin, contro cui Lenin aveva invitato alla cautela per affidare a Stalin posti di responsabilità, sostenuto da quei dirigenti del Partito Comunista che vorrebbero una politica di sostanziale cautela, di riapertura al mercato, di alleanza con i contadini. È un po' quella che Gramsci pensa per la transizione italiana. Non è che Stalin sia un attento economista, un fine politico e così via, ma si appoggia ai sostenitori di questa strategia, che è un luogo Bukharin, che poi liquiderà nella seconda metà degli anni 30, per sconfiggere il vero nemico, che è Trotsky, il vero artefice militare della rivoluzione. Trotsky e altri 2 oppositori, Zinov e Katz. Gramsci è talmente preoccupato, e questo è importante da ricordare perché uno degli ultimi atti politici prima della
del suo arresto, della sua carcerazione, è talmente preoccupato di questo scontro, che vede come possibile catastrofe del processo di costruzione del socialismo in Unione Sovietica, che scrive, per incarico del Comitato Centrale del Partito, la famosa lettera ai dirigenti del Partito Comunista. Voi oggi state distruggendo l'opera vostra, rischiate di distruggere l'opera vostra. È una lettera coraggiosa, che forse va al di là di quello che era l'incarico dato dal Partito Comunista, tanto che a partire da questo momento inizia un dissenso tra Togliatti e Gramsci, Togliatti che poi si presenterà come nei decenni successivi l'erede della strategia gramsciana. C'è uno scambio di lettere fra Togliatti e Gramsci certamente non diplomatico. Il dissenso emerge chiaramente. Togliatti è schierato più esplicitamente con Stalin e accusa Gramsci quasi di in qualche modo equiparare l'opposizione di Trotsky alla maggioranza di Stalin, come se tutti fossero colpevoli nello stesso modo. Voi tutti rischiate di distruggere. A partire da questo scambio di lettere Gramsci sarà arrestato, ma i due non si scriveranno più, i rapporti si fermano. Questo rimane uno dei problemi enormi della storia del Partito Comunista di questi anni. Comunque la svolta per la vita di Gramsci e la premessa della carcerazione, quindi la premessa di quello che vedete nel film, avviene il 31 ottobre, quando a Bologna un giovanetto tenta di uccidere Mussolini, ma insomma anche questa interpretazione dell'attentato Zamboni è molto controversa, e l'occasione viene colta da Mussolini per distruggere i residui spazi che anche coloro che nel Partito Comunista o negli altri partiti potevano praticare in quanto per esempio deputati. Gramsci era deputato, quindi una libertà di movimento, una tutela della propria libertà di movimento viene distrutta. L'attentato Zamboni viene utilizzato per annullare tutti i passaporti, sopprimere i giornali antifascisti, sciogliere definitivamente i partiti politici e poi istituire quel tribunale speciale che di lì a poco giudicherà Gramsci. La situazione precipita, Gramsci cerca di ricucire sia i rapporti tra i dirigenti comunisti, che sono praticamente già in clandestinità, gruppi di militanti, i delegati dell'Internazionale, va a Milano per incontrare uno di questi, Umberto Rose, e non riesce a incontrarlo. Nel rientro a Roma la situazione precipita. Nel frattempo la moglie Giulia, di cui si parla più volte nel film, è arrivata in Italia, lavora all'ambasciata sovietica e sostanzialmente viene arrestato. Qui c'è un primo punto importante. Perché Gramsci fu arrestato? Soprattutto come fu arrestato? Il perché, chiaro, la volontà di perseguire, ma come fu arrestato? Gramsci era protetto, c'era un servizio d'ordine, un servizio di protezione che cercava di proteggere i capi. Era affidato in questo servizio a un personaggio, Ruggero Greco, che ritroveremo tra poco. La questione della mancata protezione di Gramsci tormenterà Gramsci nel corso della sua carcerazione. Nel corso degli anni ci ritornerà anche all'inizio degli anni 30 e vedremo rapidamente in quale contesto. Regina Coeli e poi Ustica. Ecco, Ustica dal 5 dicembre del 1926 al 20 gennaio del 1927. 44 giorni, appunto, il periodo della carcerazione. C'è un riferimento nel film alla possibilità dell'evasione. Ustica non era inaccessibile, esisteva un centro clandestino per le azioni militari del Partito Comunista, il Partito Comunista d'Italia, come si chiamava allora, agiva a Genova e si comincia a pensare a poter organizzare la fuga di Gramsci e di altri detenuti. Comunisti, ma forse non solo comunisti, perché come vedremo vi erano anarchici, vi erano antifascisti di altra... Non c'è probabilmente il tempo, però anche su questo progetto di fuga non andato in porto, i dubbi degli storici si sono avanzati. Processo, trasferimento di Gramsci al Salvatore, poi
processo, Gramsci si difende politicamente insieme a Umberto Terracini, la condanna è nota e soprattutto si apre la prospettiva chiaramente a Gramsci di una carcerazione lunghissima. Le sue lettere sono evocate nel film, sono da questo punto di vista la testimonianza di una freddezza razionale, di una calma morale, ma anche di una angoscia crescente per le difficoltà di rapporti con la moglie, sostituita nella interlocuzione epistolare dalla sorella della moglie, la cognata Tatiana Schuch. E anche questo è uno dei punti importanti, perché dietro la moglie Julka o Giulia c'è evidentemente l'ambasciata sovietica, ci sono i rapporti con il Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Non è che quella lettera che Gramsci ha inviato ai dirigenti del Partito Comunista Sovietico abbia migliorato i suoi rapporti con i sovietici. La differenza politica è evidente, ma anche quell'accusa diventa un problema enorme. Tanto che nei mesi successivi, siamo agli inizi del 1928, e mi avvio a chiudere, Gramsci riceverà un'altra lettera, e questa volta per lui il segnale di un deterioramento dei rapporti sia con i sovietici che con una parte importante del proprio partito, per lui diventa inequivocabile. È la lettera, la strana lettera, come la definisce in una sua missiva alla cognata Tatiana, lo definirà soprattutto nel 1932, che Gramsci riceve ancora una volta da quel dirigente comunista che avrebbe dovuto proteggerlo, Ruggero Greco, che per una lettera che rivela, a suo avviso, una verità dolorosa, cioè che quella lettera sia stata scritta con una volontà in qualche modo di danneggiarlo. Persino il giudice istruttore, consegnandola a Gramsci, dopo averla controllata, gli dirà: onorevole Gramsci, lei ha degli amici che certamente desiderano che lei rimanga per un pezzo lungo ancora in galera. E riferendo questo giudizio del giudice istruttore, Gramsci chiosa: del resto tu stessa, Tatiana, mi hai detto che altri compagni avevano giudicato questa lettera che mi dai. L'autore di questa lettera era Ruggero Greco. Sul perché di questa lettera, in un primo tempo uno storico e un filologo attento, uno storico del mondo antico, un filologo attento, Luciano Canfora, pensò a un falso in un libro che raccoglieva una serie di saggi su celebri falsi storici, intitolato appunto La storia falsa. Poi successivamente Canfora ha riveduto la propria posizione, ha praticamente ammesso che la lettera possa essere autentica. Il problema allora è perché sia stata scritta una lettera che praticamente celava all'interno di frasi affettuose, di Greco, di domande, di richieste di chiarimenti politici, c'era un'esplicita indicazione del ruolo di grande responsabilità che Gramsci aveva avuto all'interno del Partito Comunista, e quindi una indicazione precisa ai censori che avrebbero avuto sicuramente la possibilità di leggere la lettera, che Gramsci era stato condannato a ragion veduta, e quindi ogni possibilità di modificare la sua condizione, Gramsci era molto malato, la sua malattia si accenna anche nel film, si sarebbe resa da quel momento in poi molto molto difficile. Gli studi sono andati molto avanti, sto chiudendo qui la dimensione, diciamo, giallistica di questa vicenda, se si può usare un termine di questo tipo. Su Greco i sospetti si sono addensati, si sono trovati documenti togliati che indicavano Greco tra una delle possibili spie infiltrate nel comitato centrale clandestino del Partito Comunista. Non era l'unica, naturalmente, la certezza non c'è, e quindi sarebbe ingiusto dare questo come una certezza. È solo per istituire il dramma di un confinato, carcerato, confinato, poi carcerato, poi di nuovo negli ultimi anni della sua detenzione
tradotto in una posizione diversa in una clinica, viste le sue precarissime condizioni di salute. Gramsci poi morirà 10 anni dopo, nel 1937. I sospetti non solo nei confronti dei persecutori, dei tentativi di violenza, controllo, tortura psicologica, di Falcao ottenere libri, carte e così, che poi saranno superate grazie a Pietro Sraffa e così, ma sospetti nei confronti dei propri compagni, in un quadro di lotta ferocissima all'interno del movimento operaio internazionale e dello stesso schieramento comunista. Poi nel 1936 Grieco diventerà addirittura il segretario del Partito Comunista, Togliatti si occuperà dell'internazionale, e sarà anche l'autore di alcuni dei documenti più discutibili della vicenda politica del Partito Comunista, come l'appello ai fascisti, ai fratelli di camicia nera, la traduzione nel contesto italiano della politica di fronte popolare del 1936 addirittura in una politica di fronte nazionale con i fascisti delusi. Quanto di più lontano, quando Gramsci leggerà di questi documenti del partito, diventerà una belva. La sua idea dal 1926, dagli anni di questo film, di questa carcerazione, è quella invece che poi diventerà la vera politica praticata dal Partito Comunista, quella dell'assemblea costituente, cioè di un ritorno graduale alla democrazia, a una visione, a una politica, a una ricostruzione di uno spazio politico in cui il movimento operaio possa agire, ma in un contesto democratico. Impensabile poter lottare di nuovo per la dittatura proletaria, per la rivoluzione in queste condizioni. Ed è isolato Gramsci in questa ipotesi. Ancora nel 1928, cioè pochi mesi dopo gli episodi di questo film, quando l'Internazionale invece attua una politica al quinto congresso di sostanziale attacco ai socialisti e agli altri antifascisti, perché si tratta di colpire questi possibili alleati come falsi alleati, perché il vero problema è creare le condizioni per un'identificazione tra il proletariato e il Partito Comunista. Gramsci si troverà isolato. Anche in un altro ambiente carcerario, nel carcere di Turi, si troverà totalmente isolato. La sua politica sarà non resta da concludere che in realtà i suoi documenti, cioè i documenti che Gramsci ha scritto in questo periodo, nel periodo della carcerazione, le lettere, le note dei quaderni nel carcere, le glosse che ancora, i testi che costituiscono la sua biblioteca, sono uno dei documenti più preziosi della letteratura italiana e della letteratura politica italiana. La sua visione è estremamente moderna. Il fascismo non è un episodio nella storia d'Italia, è impensabile non solo ritornare a una situazione rivoluzionaria, ma bisogna tutta ripensare la storia d'Italia. E la modernità di concepire la storia d'Italia in un contesto internazionale. La sua visione è quella delle note più lucide dei quaderni, quell'americanismo e il fordismo, in cui trovate dei passi che ancora oggi sono importanti per capire la società industriale e post-industriale, il primato della tecnologia, la funzione del sapere, che non può essere più il sapere dei vecchi intellettuali umanistici, ma deve essere un sapere appunto fordista, americano, oggi noi diremo post-fordista, capace cioè di padroneggiare le nuove tecnologie per una pratica politica di cambiamento. Tutto questo è sullo sfondo, ma la bellezza di questo film è ogni tanto di far capire per l'appunto che nella testa dissoluta di quel detenuto quei pensieri si agitavano, e quindi vale la pena di vederlo. Grazie, scusate. Buonasera. Prima domanda per rompere il ghiaccio e poi prometto di passarvi subito la parola per domande e curiosità al regista e allo sceneggiatore. Inevitabilmente ti chiedo, dopo tanti anni che il cinema italiano non raccontava la figura di Gramsci, da dove è nata l'idea, da dove è scaturito il progetto, quanti anni fa, perché poi per un progetto del genere immagino che quindi i tempi di produzione sono stati anche particolarmente lunghi, qual è stata la scintilla? Innanzitutto di nuovo grazie a tutti. Prima non ho avuto modo di ringraziare il professore per l'intervento. Ora rispondo alla domanda. Sì,
Il film, la prima scintilla inizia nel 2008, io ero fresco laureato, ho fatto il DAMS a Cosenza, ho fatto la tesi in cinematografia documentaria, il mio professore di cinematografia documentaria è anche un antropologo, e mi invitò a prendere parte a una spedizione in una ricerca praticamente dove c'era questo progetto sulle isole minori del Mezzogiorno. La prima tappa fu proprio Ustica. Il mio compito era quello di fare delle interviste ai pescatori, no? Di indagare la comunità dei pescatori, nel raccontarsi di questi pescatori, raccontavano le loro lotte, le loro battaglie, ricordo, per salvare il villaggio dei pescatori negli anni 60, e utilizzavano sempre la parola compagni, no? Perché in alcuni compagni, quando parliamo così, allora a un certo punto, la terza, quarta volta che dicevano questa cosa, ho detto scusatemi, ma perché utilizzate questo termine, tra l'altro al quale io sono particolarmente sensibile. Uno di questi, quel signore che mostra la foto, mi disse qui ci sono stati confinati politici, c'è stato anche Gramsci, avevano fatto una scuola, pensa che mio padre ha imparato a scrivere grazie a Gramsci. Questo è successo nel 2008, poi io mi ero messo inizialmente a cercare di mettere assieme un pochettino le cose, avevo tirato fuori un primo soggetto che poi ho descritto a lui, che è lo sceneggiatore di questo film, e ci siamo messi assieme poi nel 2011, era il dicembre 2011, abbiamo iniziato a lavorarci. Poco tempo dopo che abbiamo iniziato a lavorarci avevamo proposto la cosa alla Ram Film, una casa di produzione reggina che ha creduto in questo progetto. In quel periodo poi uscì pure un bando della Film Commission Sicilia, abbiamo partecipato, abbiamo scritto questo progetto e abbiamo vinto il finanziamento. Ecco, tutto questo insieme di situazioni positive hanno fatto sì che siamo riusciti a portare a termine questa opera. Io passo subito la parola a qualcuno di voi che volesse fare qualche domanda al regista o sceneggiatore, se c'è qualche curiosità sull'aspetto produttivo, sull'aspetto storico, se no mantengo io il microfono. Allora, in realtà voi siete stati entrambi gli scrittori di questo film, perché a te è spettato il compito di scriverlo in termini di sceneggiatura, a te anche in termini di montaggio, perché sei anche il montatore. Come dicevate, per l'appunto è un film, come si è potuto vedere, è un film che salta dalla finzione, una docufiction, cosiddetta docufiction, che salta spesso e volentieri appunto dal documentario alla finzione. Vi chiedo in termini proprio di scrittura, quali sono stati particolarmente gli aspetti su cui avete dovuto lavorare di più per rendere fruibile un prodotto finale che poi come dire, riesce bene a intersecare i due aspetti, no? E questa dicotomia appunto realtà-finzione non dà mai noia, anzi in qualche modo una parte completa l'altra. Sì, diciamo che questa era una delle cose che più ci spaventava nel momento di scrittura, nel senso che fare un prodotto che sia parte documentaria e parte finzione è molto difficile, si rischia appunto di sbilanciare spesso da una parte o dall'altra. Proprio per questo motivo noi abbiamo prima girato la parte documentaria. Girato la parte documentaria abbiamo un po' sbobbinato tutto quello che i pescatori e la gente ci ha detto. Avevamo già scritto la sceneggiatura della parte di finzione, anche perché mentre intervistavamo sentivamo la forte presenza di Gramsci in quello che loro dicevano, e quindi per noi era obbligo riuscire a vederla all'interno del film. Diciamo, sbobbinando le interviste, sentendole, abbiamo riadattato la nostra sceneggiatura di finzione a quello, diciamo, in qualche modo loro hanno detto, trovando anche spesso delle coincidenze inaspettate che non ci eravamo neanche accorti fra quella che era la sceneggiatura e le interviste, cioè ci sono molte coincidenze, ovviamente per esempio quella dei maiali dell'acqua esplicita, ma anche, non lo so se avete notato la coincidenza delle aspirine rubate a Gramsci,
erano cose che erano già scritte e noi non sapevamo, cioè nel momento in cui poi appunto l'intervistato ha raccontato per esempio del maiale, è stata un'emozione molto forte anche per noi, perché diciamo, non è possibile che lui abbia veramente fatto questo, quindi ci siamo emozionati tanto quanto lui nel momento, anche perché avevamo appunto la sceneggiatura già scritta, quindi quella scena c'era già, e ho detto non è possibile che questa cosa coincida. Quindi è stato tutto, anche la scrittura è stata anche lì un piccolo miracolo, nel senso che siamo riusciti ad armonizzare anche grazie a questa figura di Gramsci che molto coerentemente lega un po' tutta la comunità di Uschi. Per quanto riguarda il montaggio, che anzi vado ad aggiungere anche un altro aspetto, prima ancora del discorso della scrittura, e grazie ancora al professor Martini per l'intervento di carattere storico e l'approfondimento rispetto anche a quel periodo. Quanto lavoro c'è stato anche di ricerca, perché al di là dell'aspetto di interviste, al di là della messa in scena, si sente alle spalle un grande lavoro di ricerca. Sì, allora parto dal presupposto che noi come unico riferimento scientifico documentale scritto abbiamo utilizzato esclusivamente le lettere. Le lettere che Gramsci ha scritto da Ustica, che ve le siete ritrovati sotto forma di voce fuori campo, quella voce bellissima di Peppino Mazzotta, ci siamo rifatti principalmente a quelle, per quanto riguarda la ricostruzione di quello che è accaduto a Ustica e alle interviste che poi, come giustamente ha detto Emanuele, abbiamo ritrovato una sorta di comunicazione tra presente e passato, quindi tra questi signori che ricordavano, no, quello che noi avevamo già letto nelle lettere, e quindi il lavoro di ricerca per quanto riguarda la costruzione dal punto di vista narrativo è stato sempre in divenire. Abbiamo montato e rismontato la struttura narrativa più volte, no? All'inizio abbiamo fatto prima le interviste, poi in base alle interviste andavamo a vedere quali erano le lettere che ci aiutavano meglio a costruire e ricostruire un discorso che poi ci permetteva di dire quello che abbiamo voluto dire col film. E poi un'altra cosa importante, questo per quanto riguarda il lato documentaristico, ma per quanto riguarda la parte di ricostruzione di finzione, abbiamo dovuto fare anche i conti con l'interpretazione, no? Emanuele è stato molto bravo a ricostruire i dialoghi, abbiamo dovuto studiare, quindi non solo più le lettere, noi con le lettere abbiamo cercato di costruire le dinamiche di quello che è successo a Ustica, ma invece con uno studio più approfondito dei personaggi, quindi questione meridionale, come diceva giustamente il professore, le riflessioni sulla scuola, le lettere che Gramsci scriveva anche dopo Ustica ai familiari, no? Quindi tutte le riflessioni che facevano Gramsci e Bordiga poi le abbiamo volute studiare per costruire lo spirito dei personaggi. Quindi poi successivamente un altro livello di ricerca invece è stata la scelta dei nostri interpreti. Abbiamo scelto Peppino Mazzotta non a caso, non solo per la statura bassa, che forse si avvicinava molto, era secondo noi abbastanza predisposto dal punto di vista fisico, ma noi abbiamo fatto dei casting, abbiamo avuto attori anche meno conosciuti, molto bravi, ma nessuno riusciva a darci quel Gramsci che cercavamo, aiutarci a disegnare il Gramsci che abbiamo voluto rappresentare. Ci siamo posti molti interrogativi sulla voce, sulla cadenza, sul dialetto, se Gramsci doveva parlare in dialetto oppure doveva parlare in italiano. Abbiamo optato per una sorta di neutro, ma con qualche inflessione, un pochettino di sardo, ma comunque non troppo, no? Cercando di rispettare un pochettino anche quello che era l'immaginario comune di come avrebbe potuto parlare Gramsci. È stata una difficoltà enorme, perché è un personaggio realmente esistito, quindi presente
nella mente un po' di tutti, ma di cui non esistono videoriprese, se non qualche frammento, ripreso pure molto da lontano. Esistono forse 6 secondi di Gramsci come immagine in movimento, e di cui non esiste alcuna registrazione audio. Quindi è stato un lavoro anche di immaginario nostro, però abbiamo cercato di collegarlo un po' anche all'immaginario vostro, sperando di non aver deluso in questo senso le vostre aspettative. Ora vediamo se intanto anche qualche altro vostro elemento. Ecco, voi avete fatto vedere che le scuole messe lì a Ustica seguivano, diciamo così, i principali interessi dei due personaggi, cioè la scuola umanistico-storica diretta da Gramsci e quella più o meno tecnico-scientifica diretta da Bordiga. Le fonti, potremmo dire bordighiane, dicono esattamente l'opposto, proprio perché è una specie di scherzo che si erano fatti i due, perché Bordiga si sa benissimo che non c'aveva niente di personale in generale con nessuno, tantomeno con Gramsci, anche se c'era questa forte opposizione a livello teorico, organizzativo, eccetera. Quindi ecco, avevano cercato di fare questa specie di inversione, diciamo così, di propria formazione come scherzo, diciamo. Ecco, io questo lo potrei dare come scontato, ecco, non so se avete avuto occasione di seguire questo, poi vi siete limitati alle fonti gramsciane, ad esempio le lettere, c'è scritto anche lì, grazie. Sì, no, noi abbiamo cercato di trovare una nostra soluzione, come si vede anche per esempio nel documentario. Noi non avevamo la testimonianza diretta del confinato, però comunque, come c'è nell'intervista, ad esempio un carteggio molto stretto è stato fatto da un confinato diciottenne che era lì ad Ustica, e l'allora segretario del Partito Comunista, della sezione comunista lì ad Ustica. E nel carteggio lui, che era lì all'interno della scuola, chiamava, appunto diceva Gramsci, dirigeva la sezione letteraria, mentre Bordiga quella scientifica. Diciamo che è difficile anche perché appunto Bordiga e anche Gramsci erano dei tipi, in realtà noi l'abbiamo sottolineato molto meno, prima erano delle persone molto ironiche all'interno della cosa, quindi chissà se quello che hanno scritto è davvero vero o semplicemente continuavano a giocare fra di loro. Quindi noi abbiamo dato sicuramente, come si fa in ogni opera di finzione, la nostra versione, cioè secondo noi, secondo la nostra ricerca storica, questo è quello che è successo in realtà, ma anche sui giorni, nel senso, ad esempio Gramsci 44, ci sono fonti che dicono che i giorni sono stati 42, fonti che dicono 45, fonti che dicono 43. Secondo le nostre ricerche, attraverso i documentaristi, le interviste che abbiamo fatto, attraverso le poche fonti che ci sono, abbiamo scelto 44 perché secondo noi è l'ipotesi più giusta, però chissà, non si sa davvero quanto è stato, un giorno in più, un giorno in meno. Quindi è la nostra versione. C'è qualche altra domanda? Se no io vi farei le ultimissime. Due aspetti in particolare, come dire, non abbiamo trattato. Uno, evidentemente una straordinaria fotografia, in questo credo sia stato uno speciale collaboratore, Daniele Cipri, che al cinema italiano tanto sta dando e che anche altro film tanto ha dato, quindi mi piacerebbe sapere come è stato Daniele sul set, che tipo di esperienza avete avuto, e poi per concludere arrivate a Pisa all'Arsenale in un percorso a tappe che sta toccando un po' tutta l'Italia, nonostante sia un film da basso budget, ma su cui avete tanto lavorato e che state portando in giro in diverse città. Che tipo di risposta state ricevendo e che input che feedback più che altro state ricevendo anche dalle varie tipologie di pubblico in giro per l'Italia? Per quanto riguarda la collaborazione di Daniele Cipri,
è stato per me un privilegio. Io ringrazio ogni giorno della mia vita la produzione per avermi messo a disposizione un direttore della fotografia che forse è il massimo che viene in Italia, in tutto il mondo ci invidia. Quindi in questo senso è stata, io l'ho vissuta, dico come l'ho vissuta, io dal punto di vista più emotivo, no? Oltre che artistico, io l'ho vissuta innanzitutto come un'occasione per esprimere il mio film al meglio. Inizialmente ero assalito da due diverse sensazioni. Una che avevo in parte la paura, essendo il mio primo film, avevo in parte la paura che Cipri avrebbe potuto farmi sentire la sua ombra, no? E quindi in un certo senso rubarmi, no? Ma non perché lui volesse farlo, ma perché, non lo so, forse io, c'era un po' di timore, un po' anche reverenziale, come se non avrei saputo reggere il confronto, ma poi mi sono detto meglio di me, il mio film non lo conosce nessuno, quindi lui è stato, e poi infatti ho avuto modo di vivere invece questo con una doppia occasione, ovvero occasione per fare meglio il mio film, quindi per esprimere al meglio il mio potenziale artistico, ma anche per imparare qualcosa, per farmi suggerire delle soluzioni laddove io ovviamente essendo un giovane regista non sarei potuto arrivare, non dico così candidamente, e questo penso sia stato un modo di rapportarmi per quello che posso, per quel che mi riguarda, abbastanza saggio rispetto all'occasione che mi è stata data. Invece per quanto riguarda la parte, l'altra domanda, risponde Emanuele. Io ed Emanuele ci stiamo dando molto da fare anche per quanto riguarda la distribuzione, perché noi non abbiamo una distribuzione, siamo io e lui che ci stiamo facendo tutto, dalla scrittura alla regia. Infatti quello che dico sempre, anche se il film e la regia l'ho firmata io, no? In realtà l'abbiamo scritto assieme, abbiamo fatto i sopralluoghi assieme, l'abbiamo girato assieme, l'abbiamo diretto assieme e l'abbiamo montato assieme e lo stiamo portando in giro assieme. Ora quindi rispondi tu. No, vabbè, noi abbiamo scelto di fare una cosa molto, molto semplice, nel senso con la RAF Film abbiamo scelto di uscire direttamente in sala, che è una cosa completamente folle per un documentario, però volevamo avere immediatamente il rapporto col pubblico. Ovviamente per fare queste cose ovviamente ci affidiamo un po' ai cinema più illuminati, lo posso dire queste cose, ai cinema più illuminati che ci sono un po' in Italia e che ci danno lo spazio giusto per poterlo fare. Non è semplice perché ovviamente appunto siamo qui davanti a voi, non siamo dei grandi diciamo, distributori di film, quindi non ci muoviamo diciamo, semplicemente cercando il posto migliore, il pubblico migliore per poter presentare questo film. Per noi è un po' una specie di missione, nel senso che questo Gramsci, le riflessioni che ha fatto sulla scuola sono fondamentali. Abbiamo fatto molte mattine con le scuole e davvero molti studenti sono fermati dopo le proiezioni, ci hanno parlato e hanno cominciato a capire un Gramsci che in realtà non avevano mai amato, no? Per la pesantezza che di solito i professori o per la velocità con cui viene studiato Gramsci nel liceo. E quindi se il nostro obiettivo è riuscire a cambiare ogni proiezione almeno una persona e a far venire la voglia di leggere i diari di Gramsci, le lettere di Gramsci. Quindi se dopo questa proiezione almeno uno di voi andrà a leggere le lettere di Gramsci noi saremo molto contenti. Grazie. Grazie a tutti voi.